Si può dare alla luce un bambino e allo stesso tempo salvare la vita a uno sconosciuto. Basta donare il proprio cordone ombelicale al momento del parto, autorizzare il suo deposito in una delle 3 banche del Veneto, a Padova, Treviso o Verona, e lasciare che venga congelato nell'azoto liquido per essere utilizzato un giorno su chi ne avrà bisogno. Le cellule staminali nel sangue del cordone infatti possono essere trapiantate in chi soffre di gravi malattie del sangue come la leucemia, assicurando un altissimo grado di sopravvivenza perché presentano un vantaggio, non provocano forti rigetti e quindi possono essere usate anche senza una totale compatibilità tra donatore e ricevente. Come una donazione del midollo osseo per chi ne ha bisogno, con la differenza che mentre nella donazione la si fa al momento, quando serve e quando si trova la persona tipizzata, giusta e compatibile, mentre invece qui si ha a disposizione, cosa molto migliore, si ha a disposizione un qualcosa che serve, ricca di cellule staminali, che può servire benissimo a chi ne ha bisogno al momento giusto. Oggi si dà il via a una capillare campagna informativa rivolta a genitori e operatori sanitari, ma i numeri dei donatori sono già importanti. Nel mondo, a fronte di 400.000 donazioni solidali, si sono effettuati oltre 10.000 trapianti. In Italia ne sono stati compiuti solo nel 2008 141 e in Veneto circa 2.000 mamme hanno donato il proprio cordone ombelicale, permettendo il trapianto in 60 pazienti, quasi tutti giovani e bambini. La pratica è davvero semplice, richiede 2 colloqui e un esame del sangue. Il bambino a tutti gli effetti è il vero donatore, quindi noi abbiamo la necessità di essere sicuri che sia un donatore sano. Una cosa importante da ricordare è che per quanto riguarda il bambino noi non effettueremo mai nessun prelievo sul bambino, questo è importante. L'unica cosa di cui abbiamo, come vi dicevo, sono delle notizie sul suo stato di salute. Intanto a Noventa Vicentina è partito un progetto pilota rivolto anche alle mamme straniere perché i pazienti degli altri paesi possano trovare nelle nostre banche le donazioni compatibili con le loro caratteristiche genetiche. Insomma, come sempre, la generosità non ha confini.